Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Il 2014 della Serie A della Lega Calcio 8 riparte con Lazio, Venere in bikini. Midolo dal limite, tira, Opara respinge col piede, poi c'è Rizzo in area, Rizzo va giù, calcio di rigore, intervento irregolare di Natalucci, calcio di rigore per la Lazio. Marco Zanetti contro Manuel Opara, parte la rincorsa di Zanetti, la finta e la palla all'incrocio dei pali. Il vantaggio della Lazio Calcio 8, l'1-0 di Zanetti sul rigore, impeccabile la sua trasformazione. Eusebio cuce la reazione della Venere in bikini, palla al limite, c'è Anello, alto sulla traversa. Sfera giocata ancora dalla Venere in bikini, Anello servito sulla destra, il cross dentro, Borsci fuori. Anello servito a rimorchio, c'è l'intervento su di lui, falloso di Rizzo. Andrea Eusebi sembra voler andare al tiro con la rincorsa lunga, Eusebi incrocia alla grandissima, nulla da fare per Mastro Pietro, una bomba di Eusebi, una delle sue, il pareggio della Venere in bikini, siamo 1-1. Marco Rizzo sta per andare col sinistro, andrà a rientrare Rizzo, Opara si distende. Sfera portata da Zanetti, colpo di tacco inspiegabile, lascia la palla Eusebi, alto sulla traversa che botta. La Venere in bikini bastisce l'azione centralmente, attenzione a Borsci, è solo il tiro, Mastro Pietro si distende alla grande. Fallo laterale per la Venere in bikini, cercato come al solito Eusebi, si coordina! Eusebi, ancora lui, ancora un gol straordinario del capitano della Venere in bikini, doppietta d'autore anche oggi di Eusebi, che gol! Lazio in attacco, c'è il tiro, respinto, la palla rimane lì. Ancora il sinistro, fuori non di molto. Palla sulla sinistra, Venere in bikini sempre in vantaggio. Eusebi, bella assist adesso per Borsci. Fa anche l'assist Eusebi, la mette dentro come sa fare lui. Nico Borsci, 3-1 della Venere in bikini che la chiude qui. Calcio d'angolo per la Lazio, calcio 8 battuto. C'è la respinta di Natalucci, non c'è più tempo, il triplice fischio del direttore di gara decreta la vittoria 3-1 della Venere in bikini che continua a sorprendere con un incredibile capitano Andrea Eusebi, 2 gol d'autore anche stasera. Siamo in un periodo un po' particolare, quest'anno ci riescono meno cose, oggi abbiamo incontrato una squadra validissima, tutti giovani, tutti molto allenati, bravissimi, giocano a calcio, sono correttissimi, cosa a mio avviso importantissima in questo gioco. Ci serviva una scossa a livello mentale, di testa, dovevamo tornare a ragionare da squadra piccola e lottare su ogni pallone, cosa che ci è mancata dall'inizio, e mister Cardella, da grande uomo qual è, ha fatto un passo indietro per cercare di far scoccare questa scintilla. Capita spesso di andare in svantaggio, ma poi come al solito i ragazzi fanno girare bene la palla e è andata come doveva andare secondo me alla fine la partita.